Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio l'Ordine degli Psicologi del Veneto e gli organizzatori di questo convegno per aver promosso e realizzato questo luogo di incontro e di confronto su un tema che è quello della violenza contro le donne, assolutamente attuale, drammatico e, come abbiamo visto e sappiamo, sempre più alla ribalta delle cronache. Far rabbrividire il solo pensiero che proprio in questo momento 1/3 delle donne nel mondo, ragazze, mamme, figlie e bambine, sta subendo violenza domestica, sessuale, psicologica o economica e che nella maggior parte dei casi i delitti e le violenze, come è stato già detto, si verificano in contesti familiari per mano di mariti, compagni, fidanzati. È una guerra senza confini, senza tregua, senza tempo. Nella mia pratica di psicanalista e all'interno del consultorio familiare del CIF di Padova, dove è attivo un servizio specifico rivolto alle donne vittime di violenza e agli uomini maltrattanti, mi trovo sempre più spesso ad accogliere ed ascoltare persone in crisi a causa di relazioni difficili, conflittuali e violente all'interno della coppia. Sono soprattutto le donne che chiedono aiuto, anche se all'inizio fanno fatica a rivelare la loro reale condizione di vittime. Hanno bisogno di sentirsi un po' al sicuro prima di lasciarsi andare a raccontare il loro dramma. E gli uomini invece che fanno? Il più delle volte latitano di fronte all'idea di rivolgersi agli esperti per trovare nuovi modi e nuove possibilità di vivere in relazione. Insomma, come già sappiamo, alle donne ancora oggi spetta l'arduo compito di pensare per due, agire per due, lavorare per due, soprattutto quando si tratta di maneggiare emozioni, sentimenti e relazioni che riguardano la coppia. Un dato rilevante che mi preme mettere in evidenza e di cui io stessa comunque mi rendo testimone riguarda un numero sempre più crescente di donne che denunciano violenze di vario tipo da parte dei loro stessi uomini e costrette a doverle subire nella solitudine e nell'isolamento. Questo non è un dato scontato, perché di solito le vittime di violenza, per questo tipo di persone, c'è sempre una grande difficoltà a chiedere aiuto e a trovare il coraggio di farlo. Infatti i dati Istat ci confermano questo, perché appunto ci mettono in evidenza come i casi occulti sono stimati ancora oggi 5 volte quelli denunciati. Ma perché per le donne è così difficile parlare e prendere posizione rispetto alle violenze che subiscono? Se penso a tutte le donne che ho incontrato in questi anni e alle donne che seguo tuttora, nonostante ciascuno di loro abbia la sua storia specifica e la sua storia particolare, emergono comunque alcuni elementi, alcune caratteristiche comuni. Allora, prima di tutto, riuscire a chiedere aiuto non è stato facile per nessuna di loro. I sentimenti e le emozioni prevalenti sono la paura, i sensi di colpa e uno stato generale di impotenza e di incertezza al solo pensiero di immaginare di fare qualcosa per porre fine allo stato e al dramma che vivono. Allora, ricordiamolo, la violenza, oltre a ferire nel fisico, ferisce soprattutto nella dignità. La sua spirale fa sentire incapaci, deboli e impotenti. È un'umiliazione continua che colpisce direttamente il senso dell'autostima nella vittima. La violenza psicologica, per esempio, lede soprattutto l'identità della donna. Derisioni, molestie, insulti e denigrazioni non fanno altro che spingere la vittima a provare sentimenti di non valere nulla. Le conseguenze possono poi manifestarsi, come ben sappiamo, sul piano fisico, riproduttivo, comportamentale e in extremis mortale. Che cosa significa per una donna poter chiedere aiuto e poi riuscire a fare il passo successivo come quello della denuncia? Significa iniziare a recuperare la forza e l'energia per cambiare il proprio stato. È un cambio di paradigma, è un passare dall'altra parte.
Rispetto alla domanda di prima su perché le donne non riescono a chiedere aiuto e a sostenere una denuncia, vediamo che il punto cruciale è perché si sentono in colpa. Come diremmo noi? Queste donne da una parte fanno fatica a riconoscersi come vittime e dall'altra non riescono a riconoscere la colpevolezza del loro persecutore. Tantissime donne, cioè mi viene da dire quasi tutte, tendono a giustificare il loro compagno, il loro marito, insomma il loro persecutore. Però il fatto, e questo è un punto importante, insomma, di non riconoscere la colpevolezza dell'altro le porta direttamente ad assumere su di sé la colpa. È bene tenere presente inoltre che l'essere vittima dà un'identità. La posizione della vittima sembra la posizione dello scarto, è una posizione sacrificale. La posizione sacrificale assume però sempre un significato, che è un significato particolare. Quello che il soggetto perde sul versante reale lo guadagna su quello immaginario e simbolico, perché nel sacrificio la vittima ha un ruolo fondamentale, è al centro dell'evento. Qui si coglie maggiormente l'equivoco della violenza scambiata per amore. Com'è possibile che un legame d'amore si trasformi in violenza? Nella donna pestata, l'essere amata viene identificato con l'atto aggressivo. Riporto proprio questa frase che proviene da diverse donne che ho ascoltato. Se mi colpisce o mi tratta in modo così violento, allora sì che vuol dire proprio che mi ama. Chi sono gli uomini violenti? Quando si parla della psicologia dell'uomo violento si tende a ipotizzare una serie di quadri psicopatologici di cui può essere soggetto, infatti come riferito prima la collega. Si rischia così di perdere di vista che molto spesso è il suo sistema di valori ad essere compromesso, ancor prima del suo sistema psichico. Riscontriamo spesso le due parti dell'uomo violento, quello che in casa controlla, è geloso e reagisce violentemente, e quello che nella vita sociale, con i colleghi, con gli amici e anche con i parenti, si comporta in modo affabile, cordiale e disponibile. L'uomo abusante trae dei benefici dal proprio comportamento violento. Ci sono dei tornaconti a cui non vuole rinunciare. Primo tra tutti, non vuole risolvere i conflitti in modo non violento. Egli dovrebbe rinunciare, ad esempio, al bisogno di controllo, punto cardine della personalità dell'uomo violento. Il controllo riguarda la vita della propria donna e le sfere della vita domestica e familiare. Egli vuole controllare anche i figli, soprattutto se vivono in casa con lui, oppure il denaro e il suo utilizzo, da cui appunto deriva quello che conosciamo come violenza economica. In certi casi, per esempio, può sentirsi padrone di decidere sui tempi di utilizzo del riscaldamento in casa, anche se lui è assente, senza preoccuparsi che gli altri componenti della sua famiglia possano patire il freddo. Una volta mi è capitato il caso di una giovane donna casalinga che doveva veramente penare le pene dell'inferno per chiedere al marito i soldi per poter accedere alle cure personali, e addirittura di fronte a mal di denti fortissimi questa donna era costretta veramente a dover subire di tutto prima di riuscire ad andare dal dentista. Per cui è stato un racconto, io sono rimasta veramente colpita da questo tipo di racconto. Quindi l'elemento costitutivo della violenza è l'esercizio del potere e della sopraffazione. La violenza la fa chi ha il potere di farla. Questo tipo di uomini difficilmente si mette in discussione. La colpa è sempre dell'altro, come abbiamo visto prima, della donna, che l'uomo violento stesso dice di amare. L'incapacità da parte di questi uomini di assumersi l'entità dei propri comportamenti violenti dipende spesso dal fatto che essi negano quello che fanno, fino a ritenersi in casi estremi loro stessi delle vittime. Di fatto, cos'è che veramente questi uomini negano? Negano, per esempio, la loro componente femminile, fino al punto di credere di essere solo e sempre dei veri maschi.
a cui nella tradizione della nostra cultura occidentale è stato permesso di ritenere che la violenza nei confronti della donna potesse essere non solo lecita, ma addirittura in alcuni casi necessaria, soprattutto a scopo correttivo. Basti pensare lo ius corrigendi che dava il diritto al marito di picchiare la moglie. La radice della violenza nell'uomo, come del resto anche nella donna, trova spesso fondamento in una sorta di rigidità nell'assunzione della propria posizione dell'identità di genere. Tutti noi agiamo a partire da funzioni che non necessariamente appartengono al genere di cui facciamo parte, a cui possiamo rispondere da una posizione maschile piuttosto che da una posizione femminile, a seconda del contesto e del sistema simbolico di riferimento. Quante donne fanno i giudici e quanti uomini fanno gli infermieri? Se i padri non accogliessero mai i loro figli e le madri non riuscissero mai a dare delle regole e limiti, secondo una posizione più tipicamente paterna, come verrebbero su le nuove generazioni? Il punto di negazione da cui scaturisce la violenza è un'incapacità di aprirsi a una dimensione etica dell'atto. La violenza che l'uomo rivolge alla donna è un modo per soffocare un'angoscia molto profonda che gli provocherebbe il doversi confrontare con la propria e l'altrui libertà. È meglio essere rigidi in quelle posizioni. Oggi l'uomo si trova a dover fare i conti con un desiderio anche inedito, femminile, che chiede di essere riconosciuto e di fronte al quale l'uomo violento non regge e crede di poter ripristinare magicamente tutto attraverso una messa in atto lucida e determinata della sua violenza. Non dimentichiamo infatti che l'atto violento è il più delle volte l'esito di una scelta, quella di non voler scegliere, per intenderci, e non di una fantomatica perdita di controllo. Concludo ricordando che il tema della violenza ha a che fare continuamente con la violazione dell'inviolabile. È trasversale a tutte le culture e le società e proprio di questo dobbiamo tenerne conto quando interveniamo sul versante della clinica. Si costituisce e si manifesta sempre a partire dall'intersezione dell'ambito sociale e culturale da una parte e dell'ambito soggettivo e individuale dall'altra. Per ogni singola vittima e per ogni singolo carnefice di cui ci si prende cura è necessario che ogni volta si attivi un'intera comunità, come è stato detto anche prima, di operatori che siano in grado di saper tessere tutte le volte in spirito di collaborazione quella trama e quell'ordito necessari affinché il soggetto incastrato nelle maglie della violenza possa trovare uno spiraglio di via d'uscita. Così come un antico proverbio africano recitava che per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, allo stesso modo tengo a sottolineare che per prendersi cura di ogni soggetto coinvolto nella spirale della violenza ci vuole un'intera comunità.